Buongiorno e buona domenica, ultima domenica di aprile. Siamo in diretta come sempre per accompagnarvi fino alle 13:30 con i principali fatti accaduti nelle ultime ore in Veneto. Io vedo già collegato Lucio Zanato, però gli chiedo di portare pazienza, un minuto. So che deve, eccolo qui, lo vedete anche voi inquadrato con il presidente Zaia. Lucio, ti chiedo un minuto di pazienza perché c'è la cronaca che chiede spazio naturalmente. Torniamo alla giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri nella Marca, l'ennesimo incidente stradale. Una moto esce di strada, finisce contro il palo, a perdere la vita una giovane coppia di fidanzati. L'invio dell'elicottero da parte della centrale operativa del SUEM è stato del tutto inutile. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Antonio Cerruti, 32 anni, di Breda di Piave, e Nicole Rebecca Gaia Bellusci, 24enne, di Montebelluna. Davanti si sono trovati una scena terrificante, i corpi a terra volati per metri, uno dei caschi finito addirittura in un tombino. Entrambi erano a bordo della motocicletta uscita di strada poco dopo le 5:15 del pomeriggio in via 18 giugno a Volpago del Montello, vicino all'incrocio di via San Martino. La moto da cross, una Ducati Hypermotard rossa, ha terminato la sua corsa contro un palo. L'impatto è stato micidiale, ragazzo e ragazza sono morti praticamente sul colpo, disarcionati dal mezzo. Sul posto, oltre all'elicottero del SUEM, ambulanza automedica e i carabinieri della compagnia di Montebelluna per i rilievi del caso. Si stanno sentendo possibili testimoni. Salgono così a 16 dall'inizio del 2023 le vittime della strada in provincia di Treviso. L'ultima tragedia sempre in moto risale al 4 aprile scorso, quando a perdere la vita a Revine Lago era stato un 28enne di Cison di Valmarino, Danny Mattiuz. E allora lasciamo un attimo la cronaca, andiamo a Cimadolmo dove è in corso la festa, sarà più preciso il nostro Lucio Zanato, dell'asparago, una delle eccellenze venete, e è arrivato il presidente Zaia, che abbiamo visto, Lucio, non so se sia ancora a bordo di una carrozza, lo vediamo insomma partecipare, eccolo, anzi è sceso perché adesso lo vedo è lì davanti ai cavalli. A te Lucio, buongiorno a te, al presidente Zaia. Buongiorno Francesca, siamo in diretta sulla cavalli qua, Facciamo vedere i cavalli, però Presidente, noi abbiamo aperto purtroppo con la cronaca con gli ennesimi morti in moto sul Montello di ieri. Ho letto la notizia. Esatto, quindi mattina. Sicurezza stradale, l'appello del Presidente, soprattutto ai giovani, qui sono 2 giovani vite che sono mancate. Ma guardi, al di là del fatto che è stata descritta la dinamica, ma intanto la mia vicinanza va ai familiari questo poco, ma sicuro 2 ragazzi peraltro così giovani. Dall'altro devo dire che non sono le strade pericolose, ma l'uomo che le rende pericolose, noi le rendiamo pericolose. Massima attenzione alla sicurezza stradale, massima attenzione. Io lo dice uno che ha fatto 450 rotatori in provincia di Treviso. Siamo riusciti ad abbassare e a perdere quel record che avevamo di morte sulle strade, però anche se sono 30, 40, 50 all'anno rispetto ai 200 di anni fa, sono sempre tanti. Dobbiamo investire ancora nella formazione, nella sicurezza stradale e anche continuare a migliorare la viabilità qualora serva, però ripeto, le strade le rendiamo pericolose molto spesso noi. Ecco, a proposito di strade, lei dice abbiamo fatto la pedemontana per evitare i morti sulle strade normali, perché quella strada serve anche per questo. Ma guardi, allora la pedemontana drena la Schiavonesca Marosticana, che era una delle strade più mortali d'Italia, ricordiamo solo i platani. Dall'altro il percorso a parità di meta, il percorso in pedemontana è ridotto almeno del 40 se non del 50%, vuol dire che risparmiamo metà tempo, metà inquinamento e metà carburante. E poi le valutazioni ognuno le fa, ma che si dica che questa infrastruttura non serve, assolutamente no, ma lo stanno dicendo gli utenti, perché ho visto gli ultimi dati, insomma si cresce, siamo arrivati a 17.000 veicoli in poco più di un mese rispetto al dato che avevamo prima. Si continuerà ad aprire, entro l'estate apriamo anche gli ultimi 12 km, si arriverà sulla 4 Montecchio e vedrete quando ci sarà l'innesto di Montecchio, a quel punto diventerà un grande passante e immagino che i camion della 4, molti cittadini dalla 4 da Portogruaro entreranno nella 28, a 27 e poi pedemontana per sbucare dopo le gallerie a Montecchio, il che vuol dire fare un nuovo passante e fare una strada molto più sicura di quella che è la 4. Strada che è anche promozione del territorio, promozione anche turistica, perché significa dare più spazio ai turisti e al loro movimento. Ma guardi, questa strada doveva essere un nastro d'asfalto sul piano campagna, sarebbe costata 600-700 milioni di meno.
ci è costato 2 miliardi e 550, perché i sindaci giustamente hanno chiesto di farla in trincea. Per oggi possiamo dire che oggi è l'infrastruttura più moderna, più rispettosa dell'ambiente a livello nazionale, se non una delle migliori a livello internazionale, perché ha tutto quello che si poteva mettere nella progettazione rispetto dell'ambiente e dell'impatto ambientale. Rispetto dell'ambiente, perché è il nostro biglietto da visita per il turismo. Qui oggi lei per la mostra dell'asparago, un asparago che adesso si sta, come dire, compattando per essere un prodotto d'eccellenza del territorio, che è uno dei vettori del turismo in questo territorio. Non a caso è stata fatta la strada dell'asparago da Bassano, passando per Badoere e arrivando a Cimadolmo, che è la dimostrazione che insomma anche qui i collegamenti servono, perché poi noi abbiamo 73 milioni di presenze turistiche in Veneto e il 66% dei turisti sono stranieri, tanto è vero che già la scorsa estate la Pedemontana ha avuto delle giornate fine settimana col bollino rosso, perché molti tedeschi transitavano attraverso la Pedemontana. Ecco, in questa promozione, in questo territorio viene promozionato proprio da questi prodotti, un plauso, ha detto oggi, va ai volontari, alle Pro Loco, perché sono loro che hanno portato avanti a volte in maniera diciamo più consapevole degli stessi produttori. Ma pionieristica, abbiamo l'esempio dell'asparago bianco di Cimadolmo, di molte produzioni, abbiamo 350 prodotti tipici in Veneto, ma si pensi al radicchio rosso di Treviso, nasce come fenomeno grazie alle Pro Loco che hanno saputo promuovere, magari davanti anche a dei produttori poveri ignari del fatto che sarebbe diventato un biglietto da visita, un prodotto che ormai lo si vede in tutte le pubblicità, ma così come è accaduto del Prosecco. Insomma, direi che i volontari sono, diciamo, l'essenza in quello che è la promozione, quindi grazie alle Pro Loco, a tutte quelle persone che fanno volontariato. Una persona su 5 in Veneto fa volontariato. Senta, poi lei ha detto in questo comune di Cimadolmo bisogna fare un applauso al sindaco, perché l'ha cambiato da testa ai piedi. Questi comuni stanno lavorando molto bene. Ieri il sindaco Conte, il presidente ANCI Veneto, ha detto i comuni veneti stanno lavorando bene, però se i soldi del PNRR non arriveranno è perché quelli del sud invece non lavorano bene. Lei che posizione prende? No, non è che prendo una posizione, perché la mia posizione da sempre è questa, quindi dico benvengano anche le dichiarazioni del sindaco Conte. Dico che non possiamo accettare che si continui a dire che l'Italia non spende i soldi dell'Unione Europea. Diciamo che ci sono alcune regioni in Italia che non hanno saputo spendere. Il Veneto ad esempio è una regione che vorrebbe anche gli avanzi degli altri. Facciamo in modo di aiutare chi è in difficoltà nella spesa, ma ci mancherebbe, però facciamo anche in modo che se poi uno non riesce a utilizzare il suo plafond venga messo in disponibilità di chi magari è molto più operativo in questo. In senso generale dico che i sindaci del Veneto sono eccezionali. Io mi vanto sempre a livello nazionale di dire che non abbiamo un comune in dissesto finanziario. Ci sono regioni che ne hanno anche un comune su 2 in dissesto finanziario. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona domenica. Grazie, prosegue la visita del Presidente Zaia. Se tu hai domande Francesca, se no io ti restituirei la linea qui da Cimadolmo. Grazie Lucio. Con il Presidente Zaia hai davvero toccato tematiche importanti, quelle di cui si discute in questi ultimi giorni, quindi grazie Lucio per questa fotografia a 360 gradi sui temi principali in Veneto. Ti lasciamo al tuo lavoro lì a Cimadolmo, noi torniamo alla cronaca e a quanto accaduto venerdì a Montecchio Maggiore nel Vicentino con un barista che è stato accoltellato. Resta lo sgomento tra i residenti e gli altri commercianti della zona che dicono è una brava persona e la zona è tranquilla. I residenti di via Giuriola a Montecchio Maggiore si sono svegliati ancora sbigottiti per il grave fatto di sangue avvenuto nel loro quartiere. Pochissimi passanti, i portici completamente deserti, in una via che ospita numerosi negozi. Un episodio totalmente inaspettato in una zona che ribadiscono tranquilla. Sì, una zona tranquilla e io ogni mattina gli portavo il giornale, perché mi dava i soldi, la mattina gli mettevo il giornale e quando c'erano tante feste mi chiamava a dargli una mano a preparare le tavole. Ecco, è una persona per bene, sono rimasto male ieri che ho visto un affare simile. E che considerazioni fa dopo quello che è successo ieri? Che bisogna andare con lo spray in tasca, c'è da aver paura, non c'è altro da dire. Ci avevano detto che è una zona tranquilla invece? Sì, è tranquillissima come zona, però appunto io ho ripreso la mia lacca, me la tengo in borsetta per difendermi perché non è possibile una cosa del genere. Io ero nel bar adiacente di fianco e mi hanno detto ma hai saputo che hanno accoltellato Timmy? No, sono venuto a piedi, sono venuto fino a qua perché lo conosco, ecco. Non dico niente, dico solo che a me mi sembra una cosa assurda.
Basta. Allora che può succedere tutto nella vita, bisogna essere prudenti. Ma un fatto così non è mai successo. Beh, no, non è mai successo così grave. Qua una zona di tranquillamento, perché io, va bene, io ho 98 sorelle, tanti anni di qua, ma abiti qua 6 o 7 anni, io non sento niente male di qua, bellissima di qua, è perfetto. Non so se chi fosse stata la persona che potesse avercela con lui, insomma, perché comunque è una bravissima persona. C'è il mio compagno, che lo conosce anche personalmente, ed è un bravo ragazzo. Cioè lui si deve fare anche per il paese e tutto quanto, quindi sono un po' sconvolta. Non perde il sorriso neppure rivolgendosi al ladro che al ristorante le ha rubato il computer con dentro la tesi di laurea. Stiamo parlando di Bebe Vio, che si rivolge proprio al ladro e dice: tieniti la borsa e il suo contenuto, ma inviami i file della tesi che devo consegnare a breve. Per favore, vi chiedo per favore, dentro la borsa c'era il mio computer con la mia tesi scritta, finita. E io devo consegnare la tesi e iniziarla ora è impossibile. La borsa con il computer, con i file della tesi di laurea appena completata, rubata alla campionessa di scherma di Mogliano Veneto Bebe Vio, è stata la stessa atleta paralimpica in un video postato su Instagram a renderlo noto nel tentativo di recuperare il prezioso materiale rubato. Questa è la faccia disperata di una persona a cui hanno rubato la borsa l'altro giorno. E tra l'altro grazie a tutti, perché ero appena tornata al funerale di nonno, quindi è stato molto piacevole finire la giornata con il furto della borsa. Nella borsa effetti personali, gli occhiali da vista senza i quali dice da 2 giorni vede ben poco e gli occhi si sono gonfiati per quello, l'ultimo saluto all'amato nonno Giorgio e il furto della borsa al ristorante. Bebe non si dimostra, malgrado questo, arrabbiata, solo molto preoccupata. Sfodera anche in questa occasione il suo proverbiale sorriso e si rivolge direttamente al ladro. Neppure lo rimprovera, tieniti tutto, gli dice, ma fammi riavere la mia tesi. Dentro il computer c'è un file che si chiama JCU. Adesso vi scrivo tutto. Se tu sei il ladro e stai guardando questa cosa qua, ti prego, mi puoi fare un Dropbox, una qualsiasi cosa, un WeTransfer, con quella cartella con scritto JCU, che dentro ci sono gli appunti, la tesi e tutto quanto? Tieniti tutto, ti prego. Ma per favore, ridammi gli appunti e ridammi la tesi, perché sono in crisi nera e io mi devo laureare tra poco, quindi io non voglio potermi non laureare, ti prego. Nonostante tutto, conclude nel suo messaggio l'autore del furto: te ne sarei immensamente grata. E speriamo che la tesi venga restituita a Bebe Vio, che potrà così raggiungere un ulteriore traguardo, quello della laurea. E adesso parliamo delle scuole paritarie, perché la situazione è delicata sotto tanti punti di vista. Ricordate, ne avevamo parlato qualche mese fa, non ci sono per loro, almeno così era, vedremo se ci sono novità, fondi inseriti nel PNRR, le risorse sono sempre più risicate, poi c'è un'ombra, quella della denatalità, che potrebbe ridisegnare proprio le strutture di queste scuole. Saluto, lo ringrazio per essere con noi, buona domenica a Stefano Cecchin, presidente di FISM Veneto. Buongiorno, ben ritrovato, buona domenica Presidente. Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori ovviamente, grazie ad Antena 3 Media Nord-Est per l'invito, grazie. Presidente Cecchin, veniamo subito alla situazione. Allora, noi ci eravamo sentiti, se non sbaglio, all'inizio dell'inverno, perché si parlava di aumenti, perché insomma l'ombra degli aumenti c'era, però non si avevano ancora dei dati ben precisi su quello che sarebbe stato poi l'impatto determinato dalla guerra in Ucraina, ma non solo, degli incrementi che le scuole paritarie avrebbero dovuto affrontare sul fronte del gas e dell'energia elettrica. Riusciamo a fare una stima, Presidente? Sì, allora a livello medio in Regione Veneto le strutture legate alle scuole dell'infanzia paritaria e agli asili nidi paritari associati alla FISM sono oltre 1000 scuole paritarie e circa 500 servizi educativi alla prima infanzia tra sezioni primavera e asili nido. Ovviamente hanno dovuto aumentare, ahimè,
le rette. L'aumento della retta è stata all'incirca tra le 20 e i 40 euro, tra 20 e 40 euro di media al mese, va bene? Non volevamo farlo, ma siamo stati costretti alla luce proprio degli aumenti delle utenze, perché abbiamo avuto in sostanza a livello medio veneto in tutte le strutture circa il 110% di aumento del costo rispetto all'anno precedente del costo del gas e del 140% del costo dell'energia elettrica. Quindi abbiamo dovuto assolutamente alzare le rette per fare in modo di far quadrare i conti e non scassarli, perdonatemi, ecco, questo termine un po' forte, perché non possiamo permetterci ovviamente di arrivare alla fine dell'anno scolastico, quindi a giugno, con i conti non sotto controllo, perché abbiamo un obbligo nei confronti dei bambini che accogliamo, delle famiglie a cui eroghiamo un servizio pubblico di istruzione, educazione e formazione, e quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che i conti tornino quantomeno fino a fine giugno, quindi fino alla fine dell'anno scolastico. Poi l'anno educativo per gli asili nido termina ovviamente al 30 di luglio, perché lavorano sugli 11 mesi gli asili nido. Quindi la novità, diciamo, di quest'anno scolastico, e volevamo francamente risparmiarci, è stata quella dell'aumento delle rette. Un altro elemento, se si ricorda, ne avevamo parlato proprio all'avvio dell'anno scolastico, è stato poi riscontrare delle mancate iscrizioni legate al fatto che la denatalità sta mordendo i polpacci, non solo, voglio dire, alla primaria, alla secondaria inferiore e alle scuole degli altri ordini di grado, ma anche all'infanzia. Infatti diciamo la slavina impatta sicuramente prima su di noi, e quindi il segmento della scuola dell'infanzia è quello che viene investito prima degli altri ordini e gradi di scuola. Quindi anche qui, ahimè, l'inizio dell'anno scolastico ha visto circa un 4% in meno di iscritti. 4% in meno significa circa 3.000 iscritti in meno. Allora, possono sembrare delle cifre, se volete, anche contenute rispetto ai 75.000 bambini che accogliamo quotidianamente nel segmento 3-6 anni all'interno della scuola d'infanzia a livello veneto. A questi poi si sommano quelli che accogliamo all'interno delle sezioni primavera e poi degli asili nido. Quindi, diciamo, l'intero 06 in Regione Veneto che ci riguarda sono circa 85.000 bambini. Di questi circa 75.000 vengono accolti nelle scuole dell'infanzia paritaria. Ecco, il 4% in meno, se volete, sembra un dato poco significativo, in realtà è un trend che ha visto in sostanza l'anno precedente un 3,8 in meno. L'anno orribile è stato, diciamo, l'anno scolastico 2021, va bene, con un 8% in meno, e lì ha contato tantissimo ovviamente il Covid. Le famiglie, le giovani famiglie, le coppie non hanno fatto figli, quindi l'8% in meno, e l'anno precedente il 2%, quindi la media in sostanza di circa il 4% anno su anno, 4-5% in meno. Se andiamo a vedere... mi perdoni se la interrompo, sì. L'aumento delle rette, perché insomma parliamo di cifre, io ricordo che lei aveva detto noi cercheremo, faremo il modo, però insomma ci ha fatto capire che non c'erano alternative, e quindi si parla di cifre che possono pesare sul bilancio di una famiglia. Questo ha portato alcune famiglie a rinunciare all'iscrizione del figlio e quindi magari a ritirarlo nel corso dell'anno. Cioè, questo come ha influenzato o come influenzerà dal vostro osservatorio? Questo, allora, non ci sono stati ritiri a motivo dell'innalzamento della retta, perché l'innalzamento della retta, l'aumento è stato tra i 20 e i 40 euro, diciamo, mese, quindi tra i 200 euro l'anno, 10 mesi, settembre e giugno, tra i 200 euro l'anno e i 400 euro. Sono comunque delle cifre importanti, soprattutto per le giovani famiglie che debbono magari affrontare il pagamento dei mutui, del mutuo, il finanziamento magari legato alla macchina e a tante altre sfide che una giovane famiglia che si forma e che ha dei figli deve ovviamente affrontare, soprattutto magari se si ha figli a distanza magari di 2 o 3 anni, quindi si ha magari un bambino all'asilo nido, il secondo figlio e magari il primo appunto alla scuola d'infanzia. Quindi ritiri non ce ne sono stati, però insomma le famiglie non hanno sicuramente gradito l'aumento della retta, l'hanno anche fatto capire, però hanno anche
capito l'importanza di mantenere, voglio dire, questi presidi educativi di istruzione, di formazione assolutamente attivi e fare in modo di garantire il servizio, che è un servizio pubblico. Ecco, prima accennavo appunto al fatto che abbiamo avuto circa mediamente il 4% anno su anno di mancate iscrizioni. Mancate iscrizioni sono legate alla denatalità che sta, ahimè, caratterizzando il Veneto negli ultimi anni, perché i nati nel 2022, va bene, sono stati 31.706 qui in Veneto. L'anno precedente, nel 2021, i nati erano stati 32.771, quindi abbiamo 1.065 nati in meno, cioè il 3,25%. Voi vedete che le scuole paritarie perdono mediamente il 4% degli iscritti, anno su anno il Veneto perde il 3,5 circa per cento di bambini che non nascono perché non vengono appunto non vengono al mondo. Le famiglie ovviamente si trovano nelle condizioni di non generare figli. Va bene. Se poi andiamo a vedere, ed è un dato su quale riflettere, nel 2011 per dire, quindi stiamo parlando di 10-11 anni fa, il Veneto aveva fatto 45.382 bambini, 45.382 bambini, che rispetto ai 31.706 dell'anno scorso sono 13.676 bambini in meno. Voi vedete che 13.000 bambini in meno, i nati 2011 e i nati 2022, va bene, la differenza di questi anni è un paese anche non dei più piccoli, un comune come numero di abitanti e nemmeno dei più piccoli. Quindi c'erano ben altre cifre che sostenevano ovviamente anche la frequenza alle scuole dell'infanzia, non solo paritarie ma anche comunali, statali, eccetera, e quindi c'è da fare un ragionamento. Ovviamente la Regione lo sta facendo, i comuni lo stanno facendo, ma qui la parte del leone la deve fare lo Stato, va bene, che è verso le giovani famiglie, cioè fare in modo di alzare l'asticella dell'1,25% di l'1,25, scusatemi, bambini per coppia che vengono appunto messi al mondo in Italia rispetto agli oltre 2, per non dire 3-4 di altri paesi. Allora, quella bisogna percentuale, capire... Presidente, scusi, quella percentuale del 4% nei prossimi anni di non iscritti rischia chiaramente di aumentare, e questo significherà per voi che cosa? Ridurre le classi, ridurre il personale, le strutture più piccole magari si troveranno costrette, cioè che panorama disegnate se questa percentuale dal 4% dovesse nel corso degli anni aumentare, se, come diceva lei, non si interverrà con delle politiche rivolte alle famiglie più giovani e quindi per incentivare la natalità? Chiaro, allora, posto che non vogliamo tornare agli anni in cui, parliamo di decine di anni fa, c'era il classi pollaio, dove c'erano magari 22, 25, 28 bambini per sezione. No, assolutamente la qualità dell'insegnamento, la qualità dell'offerta pedagogico-didattica e quindi l'educazione, l'istruzione del bambino e la sua, diciamo, crescita integrale devono essere fatti con numeri all'interno delle sezioni non alti, quindi al massimo 20-22 bambini al massimo. Che cosa significa questo? Significa che a fronte di una riduzione anche, se volete, importante degli iscritti, dal 4% in su nei prossimi anni, va bene, e il trend di questi ultimi, diciamo, 10 anni è stato circa il 4%, 5 l'anno, va bene, non vogliamo andare a ridurre il numero delle sezioni e a schiacciare i bambini all'interno delle sezioni e fare in modo che ci siano di nuovo le classi pollaio. Questo non vogliamo farlo, quindi per non fare questo c'è bisogno ovviamente di avere un sostegno maggiore da parte del comune, da parte della regione, da parte dello Stato, ma in particolare da parte dello Stato. Dovremmo riorganizzare ovviamente le scuole più piccole che non ce la faranno perché hanno già magari hanno raggiunto, diciamo, il fine corsa, perché hanno un'unica sezione con 10, 15 bambini, 18 bambini. Ecco, quelle sezioni là andranno
o aiutate fortemente, soprattutto dall'ente locale più vicino, cioè il comune, il quale dice, ma insomma, io nella mia frazione ho solo quel presidio educativo, se vado a chiudere quella scuola dell'infanzia che ha solo quella sezione, la frazione è morta. Cioè ovviamente le giovani coppie si sposteranno dall'altra parte, o comunque tutta quella aggregazione, quella vita di relazione anche sociale legata alla scuola verrà meno. Quindi c'è bisogno di uno sforzo. Tenete conto che ad agosto noi chiuderemo 12 scuole dell'infanzia. Anche qui il dato medio è stato di circa 10-12 scuole dell'infanzia chiuse anno su anno in Regione del Veneto. Noi abbiamo... Mi scusi, queste si aggiungono, quindi a fine agosto 2023 ne avremo 12 in più in Veneto che chiuderanno? Assolutamente sì, ogni anno chiudiamo circa 10-12 scuole. Anche questo è un dato su cui riflettere, perché a un certo punto noi abbiamo la Comunità Europea che sta spostando l'obiettivo di Lisbona, anzi l'ha già spostato, ad esempio sulla prima infanzia, 0-3 anni d'età, quindi posti asili nido, dice rispetto ai bambini in età 0-3, tutti i territori nazionali all'interno della Comunità Europea devono raggiungere la soglia del 33%, obiettivi di Lisbona, entro il 2020, non sono stati assolutamente raggiunti dall'Italia. La Comunità Europea ha già spostato l'asticella al 40% entro il 2030, cioè entro il 2030. Il segmento d'età 0-3 anni, quindi tutti i bambini italiani 0-3 anni, almeno il 40% dei bambini in età 0-3 anni nel 2030 debbono poter essere accolti, perché ci sono dei posti sui servizi prima infanzia. Lo stesso dicasi sulle scuole dell'infanzia, deve tenere appunto anche quel dato là, perché abbiamo comunque una scolarizzazione qui di massa e assolutamente completa di quel segmento d'età. Certo che chiudiamo 10-12 scuole l'anno. 10 anni fa la FISM, 15 anni fa la FISM associava 1300 scuole dell'infanzia, adesso siamo a 1000. Ecco, cosa significa questo? Significa ovviamente aver perso un patrimonio storico, culturale, comunitario, identitario, una vera e propria palestra di esercizio dell'autonomia scolastica, di uno dei valori previsti in Costituzione, che sono quelli della sussidiarietà, cioè ci rimbocchiamo le maniche e come comunità educanti, diamo un futuro alle nostre comunità per il tramite dei nostri figli, cioè diamo loro opportunità di crescita. Ecco, questo è un patrimonio che, ahimè, si sta perdendo, è un peccato, perché non con molto di più si potrebbe fare in modo, soprattutto lo Stato lo deve fare con delle risorse certe e un po' più alte, si potrebbe assolutamente mantenerlo e rilanciare questo segmento, anche perché è fortemente legato all'occupazione femminile, e quindi o i servizi legati al welfare, i servizi legati alla conciliazione dei tempi di vita e del lavoro femminile vengono tutelati e rafforzati, perché, ripeto, dall'obiettivo di Lisbona entro il 2020 il 33% dei bambini 0-3 anni in Italia e nel resto della Comunità Europea dovevano poter trovare un posto negli asili nido. Adesso, entro il 2030, quell'obiettivo del 33% passerà al 40%, è già passato al 40%. Quindi qui bisogna rimboccarsi le maniche e dare attuazione, al Family Act, perché il Family Act prevede già tutta una serie di linee di finanziamento, di interventi, eccetera, a favore della famiglia, che devono essere assolutamente potenziati. 2, bisogna dare finalmente corpo alla legge 62 del 2000, la cosiddetta legge fatta allora dal presidente dell'istruzione Enrico Berlinguer, in sostanza, quindi la cosiddetta legge sulla parità scolastica, con delle risorse appunto certe, pluriennali e tali per cui diciamo che con 300 milioni di euro in più l'anno noi salviamo tutte le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia, tutte. Siccome le scuole dell'infanzia paritaria accolgono 500.000 di bambini in Italia, 500.000 di bambini, noi stiamo chiudendo le scuole paritarie a rotta di collo, 10-12 in Regione Veneto, e nel resto d'Italia vi lascio immaginare che cosa succede, perché nel centro-sud le chiusure vanno a ritmi veramente sostenuti. Allora, qui bisogna dire che cosa è importante. Anche la politica deve fare una scelta, deve dire quali sono le priorità. Il futuro delle comunità, il futuro dell'Italia? O partiamo dal basso e partiamo dai bambini, dai primi 100 giorni fondamentali per lo sviluppo di un bambino, e poi lo 0-6 anni d'età, quindi l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, o partiamo da lì
e accanto al dare priorità ai bambini, dando loro opportunità di crescita integrale, istruzione, educazione ai futuri cittadini, e ci mettiamo a fianco, perché vanno a fianco sullo stesso binario, l'occupazione femminile che viene garantita da questi servizi, altrimenti la conciliazione della vita di una mamma, la vita della mamma con la sua vita lavorativa non è possibile appunto conciliarla. Allora bisogna fare in modo che la politica dica: benissimo, questo per noi è prioritario. Allora ci crederemo con ovviamente una politica fiscale verso la famiglia. Non è possibile che la famiglia debba sostenere dei carichi fiscali elevati, va bene, quando, se io voglio fare un secondo, un terzo, un quarto figlio, dovrebbe essere davvero un peso fiscale al contrario, cioè dovrei pagare sempre meno per quasi non pagare più. Prendiamo esempio dalla Francia, prendiamo esempio dalla Germania, da cosa hanno fatto in quei paesi per invertire 10 anni fa o 15 anni fa appunto questo trend, che era un trend di denatalità e di scarsa attenzione nei confronti della famiglia. Allora vanno bene le dichiarazioni del ministro Giorgetti e del premier Meloni, che dicono maggiore attenzione alla famiglia anche da un punto di vista fiscale e così via, per poi fare retromarcia pochi giorni dopo, perché probabilmente hanno fatto due conti e da un punto di vista fiscale la leva fiscale sarebbe pesante, però da qualche parte bisogna iniziare. Allora, vogliamo iniziare sulla famiglia, vogliamo aiutare i giovani genitori, vogliamo aiutare i bambini? Benissimo, iniziamo anche a dedicare maggiori risorse. Non sono molte, perché se andiamo a vedere il bilancio pluriennale, e lo dico da obiettore di coscienza che ha fatto una scelta quella volta, va bene, se andiamo a vedere le spese militari degli ultimi 3 anni, allora ripeto e ripetiamo come FISMA, ma anche come comunità educanti, maggiore attenzione ai bambini, maggiore attenzione alle famiglie, maggiore attenzione ai giovani genitori. Partiamo da lì, salviamo i servizi che ci sono, facciamo in modo che le giovani famiglie possano fare figli, devono avere fiducia nel futuro. Il futuro sono i bambini, il futuro delle nostre comunità. Lì, tutti assieme dobbiamo partire da lì. Quindi le risorse ci sono, perché ci sono, bisogna mettere una in fila all'altra le priorità e dire: sono prioritari i bambini? Sì. È prioritario il fatto di educarli, istruirli e farli crescere integralmente e dare appunto un'opportunità di futuro a loro, alle loro famiglie, alle comunità? Sì. Bene, avremo dei ragazzi che, terminata l'università o terminata la scuola superiore, eviteranno magari di andarsene all'estero per trovare condizioni di vita migliori rispetto a quali? A quelle italiane, a quelle venete? Allora, possiamo dire che non ci stiamo più e che dobbiamo fare in modo di invertire? Partiamo da qualcosa. Allora, la Regione Veneto l'ha fatto, i comuni veneti lo stanno facendo. Possiamo fare di più? Sicuramente sì. C'è stata un'attenzione forte da parte della Regione del Veneto, ad esempio, applicando il fattore famiglia, un test pilota di 1 anno che è andato molto bene, su un voucher di frequenza per i servizi educativi alla prima infanzia, cioè per gli asili nido. Sono circa 5 milioni di euro, è stata fatta una sperimentazione, è andata molto bene, quindi sono state messe risorse importanti per testare questo tipo di soluzione, che va ad aiutare le giovani famiglie e la conciliazione dei tempi di vita appunto delle donne, delle giovani madri, con quelli del lavoro. Benissimo. Andiamo avanti su questa strada qui. Anche ai comuni, diciamo come FISMA, andiamo avanti assieme con fiducia su queste questioni. Diciamo anche ai comuni, attenzione ai fondi PNRR. Non andiamo a sovrapporre servizi che già ci sono, servizi paritari, servizi legati alla comunità, che hanno 100 anni di vita, 150 anni di vita, perché, voglio dire, sta passando la diligenza dei fondi PNRR e sembra che se uno non ci sale sopra, sembra che abbia perso. No, i servizi che devono essere aperti, servizi ad esempio come asili nido, scuole dell'infanzia o nuove sezioni dell'infanzia, devono essere aperte nei comuni che ne sono sprovvisti. Laddove ci sono è inutile sovrapporre appunto servizi o scuole eccetera, mettendo in crisi l'esistente. È una questione di, quando ci sono poche risorse, bisogna utilizzarle bene, e questo è un altro punto sul quale richiamiamo l'attenzione soprattutto degli enti locali. Ecco.
Presidente, io la ringrazio tantissimo perché ha messo sul tavolo molti elementi, soprattutto i numeri, lo diciamo sempre, che sembrano freddi ma che poi racchiudono delle realtà, e quel numero di 12 scuole che chiuderanno, seguendo purtroppo il trend di cui lei ci aveva parlato anche le scorse volte, sono significative, perché poi dietro ci sono delle famiglie e poi ci sono anche chi vi lavorava all'interno, e quindi sarà una riflessione molto importante da fare per il futuro di queste strutture così importanti. Presidente, intanto io la ringrazio, ma torneremo ad aggiornarci presto per capire anche se da parte del governo arriveranno in tal senso delle risposte. Grazie davvero Stefano Cecchin, FISM Veneto, e a presto e buona domenica ancora, Presidente. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta in questa domenica 30 aprile. Abbiamo appena sentito il quadro davvero preoccupante che ci ha disegnato il presidente della FISM Veneto per quanto riguarda le scuole paritarie, 12 quelle che saranno costrette a chiudere i battenti perché mancano bambini, ma mancano anche finanziamenti in Veneto alla fine di agosto 2023. Questo significa anche posti di lavoro, ma significa anche servizi alle famiglie che vengono meno. E il lavoro è al centro della festa di domani, la festa del 1° maggio, che assume colori e contorni diversi e che guarda ai 75 anni della Costituzione e guarda poi anche alla salute nel post pandemia. Non a caso la manifestazione per quanto riguarda Treviso sarà organizzata proprio nel piazzale esterno all'ospedale della città, il Cafoncello. Tutto questo insieme, ne parliamo insieme a Cristian Ferrari della CGIL. Ben ritrovato, buona domenica, grazie per essere con noi. Grazie, buona domenica e grazie ancora dell'invito. Io ho fatto una premessa molto ampia per quanto riguarda questa festa dei lavoratori, questo 1° maggio che a livello nazionale ha voluto guardare ai 75 anni della Costituzione, per quei diritti che spesso non vengono rispettati, ma che poi assume, per quanto riguarda ad esempio Treviso, un carattere legato al post pandemia, a quella salute / sanità che si sperava che dopo la pandemia, l'emergenza sanitaria, venisse in qualche modo ricalibrata, e che invece vive un periodo particolarmente difficile. Medici che mancano e un privato, ci dicevano i sindacati trevigiani in occasione della presentazione della manifestazione, che si fa sempre più strada. Che 1° maggio sarà, Ferrari? Sarà innanzitutto non una giornata di festa, e per noi è sempre così, e direi che lo è a maggior ragione in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, sarà una giornata di impegno e di lotta collettiva per rilanciare, in particolar modo lo ricordava lei, i principi, i valori e gli obiettivi concreti della nostra Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro. Ce l'ha ricordato ieri anche il presidente Mattarella, la Costituzione deve tornare ad essere la bussola, il riferimento anche per affrontare questo momento storico così difficile. Ovviamente lo faremo e lo vivremo in tutte le piazze d'Italia, a partire da quella di Potenza, dove si terrà la manifestazione nazionale di CGIL e CISL e UIL, e ogni territorio declinerà questo tema rispetto anche alle priorità, alle emergenze che riguardano in particolare le varie latitudini d'Italia. Lei prima citava il 1° maggio a Treviso, direi che è un modo assolutamente opportuno e attuale per ricordare che l'articolo 32 della nostra Costituzione mette al centro il diritto alla salute, e che questo diritto alla salute, nonostante le lezioni che avremmo dovuto apprendere dall'emergenza pandemica e dal Covid, non è assolutamente assicurato, e anzi siamo molto preoccupati perché finita la parentesi pandemica siamo tornati a tagliare sulla sanità. Pensi soltanto al fatto che basta non fare nulla, non toccare le risorse di fronte ad un'inflazione a doppia cifra, nei fatti si fa un taglio esattamente della stessa percentuale dell'inflazione. Abbiamo un DEF che è stato approvato pochi giorni fa che ci dice
che programma una spesa pubblica per la sanità in riduzione nei prossimi 2 anni e che ci riporta nel rapporto con il PIL addirittura al di sotto dei livelli largamente insufficienti che avevamo prima del Covid. Questo è un grande tema, una grande emergenza, sta implodendo il nostro sistema sanitario pubblico per tutte le ragioni che conosciamo, la mancanza di personale, il tetto alla spesa del personale, la questione delle assunzioni, i mancati investimenti, un PNRR che dovrebbe mettere al centro proprio il rilancio del sistema sanitario che è tuttora impantanato, non si sa che fine abbia fatto la missione che doveva rilanciare gli investimenti, le case della comunità, il rilancio del sistema dei servizi nel territorio e così via, ma soprattutto ci chiediamo, ammesso in un concesso che vengano fatti gli ospedali di comunità, che vengano fatti i servizi territoriali, che venga fatto tutto quello previsto nel PNRR, non vorremmo che costruissimo dei muri e delle scatole vuote, perché all'interno ci dovranno essere medici, infermieri, operatori e quindi rivendichiamo evidentemente un cambio di passo anche rispetto a quel lato lì. Ma poi ovviamente i temi sono tantissimi e riguardano i vari aspetti di quella grande questione sociale che sta attraversando il nostro Paese, al di là, se mi permette, anche di una certa propaganda dell'ottimismo, che per carità dobbiamo sempre guardare con ottimismo al futuro, però noi siamo molto preoccupati anche per le scelte che si appresta a fare questo governo. Ferrari, lei ha fatto il quadro della situazione per quanto riguarda la sanità. Mi riaggancio alla questione dell'inflazione a cui lei ha fatto riferimento, perché anche questo è un tema che è emerso nel momento della presentazione, della mobilitazione della festa del 1° maggio, perché si è parlato della necessità di adeguare i salari a questa inflazione. È necessario rivedere quelli che sono i contratti, quindi una riforma contrattuale che deve assolutamente guardare a quella che è la situazione che stanno vivendo oggi le famiglie. E questo sarà un altro dei temi, e qui anticipo quello che sarebbe stato poi la mia domanda successiva, in quella che sarà la grande mobilitazione prevista a Milano a metà maggio, il 13 maggio se non sbaglio la data. Esattamente, noi consideriamo la questione salariale la grande e vera emergenza italiana in questa fase. Noi abbiamo salari che hanno vissuto 30 anni di moderazione, abbiamo perso 3 punti percentuali mentre altri paesi europei come la Francia e la Germania hanno avuto aumenti a doppia cifra. Abbiamo un livello salariale che oggi viene falcidiato da un'inflazione reale a doppia cifra, in larga parte causata da profitti e da speculazione, che sta bruciando 1 se non 2 stipendi all'anno delle persone che lavorano. Pensiamo poi all'aumento dei mutui dell'ordine di centinaia di euro al mese, ma pensiamo anche ad una precarietà del lavoro che ha molto a che fare con questa caduta salariale che ha raggiunto ormai dei livelli record nel nostro Paese. Pensiamo ai contratti a termine, all'esplosione del part-time involontario, una condizione che colpisce soprattutto i giovani e le donne. E direi che da questo punto di vista noi ci aspettiamo delle risposte che parlino, che arrivino innanzitutto dalla politica. Noi abbiamo bisogno, attraverso ad esempio la leva fiscale, di fare un'operazione che aumenti il netto in busta paga delle persone. E guardi, i micro tagli del cuneo fiscale di cui si sta discutendo in queste ore, con misure una tantum, temporanee, per qualche mese e per non tanti euro, non sono una risposta sufficiente rispetto al livello di perdita di potere d'acquisto che stanno subendo le persone. Aggiungo che non si toccano gli extra profitti. Guardi, noi siamo di fronte ad un'inflazione che ne dica larga parte della nostra classe dirigente che ha paura della rincorsa prezzi-salari. In realtà da 2 anni la vera rincorsa è prezzi-profitti. C'è molta speculazione. Sono caduti i costi e i prezzi energetici e i prezzi invece al consumo stanno crescendo sempre di più. Questa cosa qui non può andare avanti in questa maniera. Per questo chiediamo anche un intervento forte. Noi abbiamo banche che macinano record di profitti, interi settori produttivi che stanno registrando dividendi e record storici di utili, di profitti e così via. Abbiamo una situazione di questo tipo e i salari, i redditi fissi a partire dal lavoro che invece perdono qualcosa come 10-15% in 2 anni. Questa cosa non va bene non solo perché non è giusta nei confronti delle persone che lavorano,
ma perché poi produrrà anche un effetto negativo per l'intero sistema economico. È chiaro che in questo momento, avendo meno potere d'acquisto, consumi meno, scala la domanda interna e in una situazione in cui ci sono molte incertezze anche rispetto all'export, questo contribuisce in qualche modo a frenare la crescita del nostro paese, quando invece avremmo bisogno di rilanciarla. C'è l'altro aspetto che citava lei: oltre allo Stato ci sono il sistema delle imprese, perché non possono pensare di scaricare solo sulla politica e sul fisco una responsabilità che è innanzitutto loro. I salari, anche lordi, vanno aumentati perché sono bassi. C'è un ciclo di rinnovi dei contratti nazionali alle porte. Sono 7 milioni i lavoratori dipendenti in questo paese che attendono il rinnovo del contratto e chiaramente noi stiamo costruendo delle piattaforme che non solo tutelino, ma cerchino anche di rafforzare il potere d'acquisto. E quindi diciamo al sistema delle imprese: è ora di rinnovare i contratti, visto che state facendo anche parecchi utili e vi state distribuendo parecchi dividendi e parecchi profitti. Bene, quella ricchezza l'abbiamo prodotta innanzitutto noi come lavoratrici e lavoratori, e oggi è arrivato il momento di redistribuirla anche per via contrattuale. Tanto per farle un esempio, e chiudo, nessuno pensi che il parametro per aumentare i salari nei prossimi contratti possa essere un IPCA, cioè l'indice dei prezzi al consumo calcolato come parametro, depurato dai prezzi dei beni energetici importati, cioè scaricando sui lavoratori l'aumento delle spese energetiche di benzina, gas e così via. Questo non è possibile e quindi noi nelle nostre piattaforme chiederemo la piena tutela del potere d'acquisto. Aggiungo che c'è un altro mondo, che è quello del lavoro pubblico, 3 milioni e mezzo di persone, parliamo di sanità, parliamo di scuola, parliamo di servizi, che ha il contratto scaduto ormai da anni, il contratto scaduto, e nel DEF il governo non prevede da qua ai prossimi anni un solo euro per aumentare e per dare una risposta a queste lavoratrici e a questi lavoratori. Tra l'altro dando anche un pessimo esempio al sistema delle imprese private, perché sappiamo che lo Stato è anche il più importante, il primo datore di lavoro. Quindi la stagione contrattuale sarà la nostra altro ambito di iniziativa che attraverserà i prossimi mesi. Un'ultima domanda devo fare su quello che è un paradosso che vive il mercato del lavoro. Da un lato c'è la precarietà, c'è la disoccupazione soprattutto femminile e giovanile, dall'altra però c'è una carenza di personale che viene denunciata in modo trasversale dal territorio, che si parli di turismo, che si parli di ristorazione, che si parli di aziende anche artigiane. Che cosa succede, Ferrari? Succede che li devono pagare di più. Mutuo l'espressione non di un pericoloso comunista, ma del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden. Pay them more, pagateli di più. Non è possibile assistere ancora nel 2023 ad una domanda di lavoro di bassa qualità, precaria, perché poi sono gli stessi settori che stanno chiedendo e ahimè ottenendo dal governo il rilancio della precarietà. Non si trovano i lavoratori se tu non dai paghe decenti, non si trovano i lavoratori se tu offri un lavoro precario, chiedendo addirittura di rilanciare il lavoro a tempo determinato, perché questo sta pensando di fare il governo con il decreto di domani, con il paradosso che il governo Meloni torna al Jobs Act di Renzi, magari rilanciando i voucher come hanno chiesto gli imprenditori del settore turistico, che è il massimo dello sfruttamento, la mercificazione del lavoro che si compra in tabaccheria come fosse un pacchetto di sigarette e che non garantisce nessun diritto, nemmeno un rapporto di lavoro. Beh, voi capite bene che di fronte a queste condizioni la difficoltà di trovare lavoratori non solo c'è, ma è sacrosanta. Allora torniamo ad un'idea di lavoro di qualità, abbandoniamo la strategia della competizione fatta tutta sulla riduzione dei costi a partire dal costo del lavoro, proviamo a rimettere al centro un'idea di lavoro di qualità e vedrà che si troveranno lavoratrici e lavoratori, soprattutto tanti giovani, che ahimè sono costretti a centinaia di migliaia ad emigrare all'estero, non soltanto per fare i ricercatori, ma anche per andare a fare i camerieri magari in Germania, e questo dovrebbe interrogare tutti. È stato chiarissimo come sempre. Grazie davvero a Cristian Ferrari per averci raccontato questa vigilia del 1° maggio. Naturalmente buona festa dei lavoratori, a lei naturalmente e a tutti quanti gli italiani, e intanto buona domenica. Grazie ancora per essere intervenuto. Cristian Ferrari, CGIL.
Grazie, buon lavoro e buon primo maggio anche a voi. Grazie davvero, grazie Cristian Ferrari. E noi adesso ci fermiamo, abbiamo ancora la pubblicità, ma restate qui perché tra un poco vi racconteremo una storia davvero bella che risale a 25 anni fa e che era stata documentata allora dalle telecamere di Antenna 3. A tra poco. Faglielo vedere dentro. Scusa. Le vuoi sente che sapeva lì? Ma no, che hai fatto tutto? Sì, sì. Abbiamo fatto anche i giorni sono rimasti da quanti giorni? Gli indiani sono un poco... mi guardavano un po' storti per le adozioni. Anche contro le ricordi di loro. Queste immagini rispolverate dal nostro archivio sono datate maggio 1985 erano immagini girate da Antenna 3 perché a Distrana si viveva una giornata particolare, importante, soprattutto per la famiglia Miotto, e oggi qui li abbiamo tutti e devo subito ringraziare loro per essere qui e devo ringraziare davvero Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia, i miei meravigliosi registi che hanno fatto un miracolo oggi, perché solitamente, lo sapete voi fedelissimi ascoltatori, più di due ospiti non abbiamo e oggi ne abbiamo addirittura 4 tutti insieme, ma ne valeva la pena fare questo sforzo, anche se le luci non saranno perfette, l'audio non sarà perfetto, ma la storia che vi raccontiamo meritava questo. Quindi grazie ad Alessandro e Mattia, grazie a Sandra Gemin, grazie Mario Miotto e grazie a Ramudu, che poi chiamerò Ram, e Laxmanudu, Lax Miotto. Grazie davvero per essere con noi, grazie per aver voglia di raccontare e condividere con noi questi 25 anni di vita. Il papà inizia già a piangere, ma ci siamo commossi anche noi riguardando le immagini. Tra un po' vi faremo vedere le immagini che Ram mi ha fatto avere, sono immagini girate, immagini insomma familiari di tutti gli step vissuti dall'incontro, il primo incontro, ma non ve lo voglio svelare subito, in orfanatrofio, fino a poi l'arrivo in aeroporto e l'arrivo poi la prima colazione addirittura vissuta dai vostri figli. Ci raccontate come siete arrivati alla decisione di fare questo passo così importante dell'adozione? Beh, intanto mi scuso per l'emozione. Ma ci sta l'emozione, siamo emozionati anche noi, per cui... Niente, quando abbiamo saputo che non si poteva avere figli, abbiamo deciso di prendere questa strada. Io l'avevo già questa idea, anche se avevamo figli naturali, ho detto ma perché no, adottiamo? Si vede che questa era la strada che dovevamo scegliere. E l'abbiamo scelta con gioia e abbiamo intrapreso il cammino dell'adozione. Perché inizialmente il vostro sogno, diciamo così, era quello di una bambina? All'inizio sì. Ma poi... Cosa è successo? Che telefonata ha ricevuto, signor Mario? Era un pomeriggio, facevo turni e ero a casa e ho ricevuto una chiamata dall'associazione che niente, ci sono questi 2 gemellini di 2 anni. Di 2 anni e io non potevo dire subito di sì, cioè la domanda l'abbiamo fatta in 2, quindi... Giustamente doveva consultarsi con sua moglie. Esatto. E quando lo ha detto a sua moglie che cosa le ha risposto? Non gli ha detto sì. E la domanda l'abbiamo fatta in 2, quindi giustamente dobbiamo essere d'accordo tutti e 2. E non c'erano dubbi, signora? No. Io quando mi ha detto così ho detto ma... Gli hai detto di sì subito? No, ma l'abbiamo fatto in 2, cioè abbiamo chiamato subito, ho detto partite con le carte e basta. Dopo quanto siete partiti per l'India?
Dall'inizio alla fine abbiamo superato i 4 anni, però quasi subito, abbiamo passato un anno dopo, siamo partiti. E da soli, io e lui. E allora chiedo ad Alessandro e a Mattia di farci vedere le immagini del primo incontro in orfanatrofio in India e chiedo a voi se riuscite di raccontarci quelle emozioni. Eccolo qui. Questo è l'abbraccio e lo potete vedere insomma dallo sguardo della signora Sandra che cosa ha significato abbracciare questi bambini. Era un'emozione, non lo so pure io come dire, grande, grandissima, bella, bellissima, perché era una gioia che non vedevamo l'ora. Io avevo già la foto da un po', io me la mettevo nel letto, me li sognavo, e eccoli. Io quando li ho visti, non lo so, piangevano loro ma piangevo anch'io, cioè tutti e due. Ancora adesso? Signor Mario piange ancora adesso. Che cosa ricorda di quell'attimo quando ha preso in braccio? Chi era dei due che ha preso in braccio? Si ricorda? Il primo che ha avuto tra le braccia? Sembra Ram. Ram. Che cosa ha provato? Ma non so, non dico niente. Era come se vi conosceste già in qualche modo. Sì. L'amore dei genitori, cioè proprio... Poi io la foto me la portavo dappertutto, cioè... Me li guardavo sempre. Quanto siete stati in India prima poi di poter tornare? 10 giorni, il tempo per le carte e tutto. C'è stato un problema di lingua, di comunicazione o l'affetto, l'amore supera qualsiasi barriera che quella linguistica? Per me, abbiamo trovato persone meravigliose. Sì. Anche in India, varie persone che ci hanno aiutato anche con la lingua, bambini anche, che ci hanno proprio aiutato veramente. Cioè lui lo mandavo a prendere il latte, gli scrivevo la frase in inglese e lui andava a prendere il latte dai contadini là vicino, cioè proprio, ma abbiamo trovato persone che a lui... Andavo fuori, facevo vedere il biglietto dove dovevo andare, il primo che trovavo lo fermavo, gli ho fatto leggere il biglietto, aveva cominciato a dirmi dove andare e io ho detto no, non capisco. Allora lui mi ha detto, mi faceva così, di controllare dove sono, mi accompagnava 1 chilometro e mezzo dove era il posto, al ritorno lui si metteva dietro di me e mi accompagnava fino al posto. No, e da veramente. là ogni giorno dopo io partivo e andavo a prendere il latte. Meraviglioso. Sì. Ram, Lax, mamma e papà sono commossi perché il loro ricordo è sicuramente più vivo rispetto a quello che possono aver avuto, possono avere 2 bambini che allora avevano 2 anni. Voi lo ricordate quel primo abbraccio, quel primo incontro e in che modo? Avete il microfono, prima l'uno e poi ve lo passate. Ricordarlo no, è difficile, però eravamo piccolini. E quando vedete quelle immagini? È sempre un'emozione comunque. Ce la immaginiamo come potrebbe essere, però a 2 anni è difficile immaginare. Lax. Beh, io concordo con quello che dice mio fratello, che a 2 anni non ci possiamo ricordare molto. E allora adesso, vedendo anche le immagini, sicuramente dei grandi momenti che sì, ci hanno anche cambiato un po' la vita. Bei momenti, ecco, significativi. Poi vedendo l'emozione di mamma e papà potete immaginare che cosa è significato. Voi da quanto eravate? Voi, se riusciamo a ricostruire un po' la vostra storia, se avete voglia di condividerla con noi prima di questa nuova vita iniziata poi con mamma Sandra e papà Mario. Beh, prima di arrivare con loro ci ricordiamo niente proprio perché appunto eravamo in orfanotrofio e quello che ci ricordiamo noi, cioè, perché ci sono i video, i racconti loro, ma non ricordiamo Non sapete nulla del vostro passato, non è stato raccontato nulla nemmeno a voi. Neanche non lo voglio sapere, dopo loro se vogliono. Poi questo lo chiederò anche a loro perché quando si parla di adozioni c'è sempre questo bisogno magari di tornare, ma poi ci arriveremo dopo perché adesso facciamo un ulteriore passo, li abbiamo visti in orfanatrofio e vediamo adesso le immagini dell'arrivo in aeroporto e di questo applauso. Chi c'era ad aspettarvi in aeroporto? Tanta gente, amici, colleghi di lavoro. Adesso vediamo se con l'audio c'è qualche disturbo, però vediamo se riusciamo a sentire, insomma...
gente che ha adottato, tanta gente che aveva già adottato, quindi c'era altra gente. Di chi aveva vissuto il vostro stesso percorso, le vostre stesse emozioni. Questo insomma è l'arrivo all'aeroporto di Venezia. Sì. L'arrivo all'aeroporto di Venezia e quindi l'inizio di questa nuova vita, perché in quei 10 giorni in India in qualche modo, scusate, eravate avvolti in una nuvola, però poi c'era la vera vita che iniziava a Distrana, perché voi siete di Strana. Come sono stati quei primi giorni? E quindi adesso chiedo ad Alessandro e a Mattia man mano di farci vedere le immagini dell'arrivo a casa, quelle che abbiamo raccontato con le immagini di Antena 3, ma anche c'è la prima colazione, poi mandiamo anche le foto che Ram e Lax ci hanno fatto avere. Eccole qui, questa è in India, questa è la prima colazione in India. Allora torniamo indietro e vediamo la prima colazione in India. Alessandro, Mattia, grazie, eccoli qui. E quindi qui eravate in albergo? Sì. Eravate in albergo. E io credo che le immagini parlino da sole, vedere la luce negli occhi di questi bimbi, che poi era rispecchiata negli occhi. Eccoli qui. Come sono stati quei primi giorni lì, quindi questo primo rapporto? Ci sono delle difficoltà quando si adotta un bambino nel rapportarsi, o viene tutto naturale, come dicevamo prima, come se fossero... Io parlo per me, io non ho trovato nessun cioè, logicamente la vita ti cambia. Ti cambia, sì. Come tutti i genitori. Però, cioè, il desiderio di diventare mamma era talmente grande che io non ho visto le differenze. E quando siete tornati in Italia, siete arrivati ad Istrana, come sono stati quei giorni? Anche perché parliamo del 1985 e quindi le adozioni internazionali non erano ancora così diffuse, insomma non c'erano ancora così tante situazioni come la vostra, quindi di adozioni fatte con bambini che arrivavano dall'altra parte del mondo. E avete avuto, come hanno reagito poi i vostri familiari, i vostri amici? Tutti bene. No, erano tutti felici. Tutti felici, cioè non vedevano l'ora anche loro, cioè forse erano stanchi sentirci noi e non vediamo l'ora, chissà. Erano felici. Hanno condiviso la vostra gioia. Sì. Ram e Lax, com'è stata poi quando siete cresciuti? Adesso tra un po' vedremo anche le immagini, le foto di voi, il vostro percorso, quindi la vostra crescita. Adesso quanti anni avete? 26, tra poco 27. Tra poco 27 anni. Voi siete nati, anche qui, voi avete una data di nascita, quindi c'è una data precisa. Sappiamo che spesse volte in alcuni paesi è difficile anche avere una data di nascita ufficiale, mettiamolo così. Voi siete nati quindi? 23 maggio. 23 maggio. Che cosa ricordate poi quando i ricordi iniziano ad affiorare della vostra vita, di questa nuova vita italiana? Voi siete italiani a tutti gli effetti, vi ho sentito prima parlare in dialetto, quindi voglio dire veneti al 100%. Com'è stata la vostra vita? E vi chiedo anche se ci sono stati dei problemi poi nel mondo della scuola, di razzismo, di emarginazione. Com'è stato crescere in un paese vostro, perché è il vostro paese, però diverso da quello d'origine? Chi vuole iniziare per primo? Ram, vai. Beh, è stato bello cominciare, cioè una nuova vita, ci hanno dato un futuro, siamo cresciuti bene con dei valori e sì, comunque nonni, comunque contadini, quindi non è che ci perdevamo tanto davanti alla TV, ecco. La vita all'aria aperta, che è sempre la migliore. Quindi, sì, la meglio cosa. Comunque il percorso di studi l'abbiamo fatto, siamo cresciuti, adesso lavoriamo e cominciamo a farci anche noi il nostro futuro, ecco. A livello scolastico sì, abbiamo avuto dei problemi, a livello sì, ma come tutti quanti con i bambini, però giustamente con certi si sono rafforzati i ponti, con altri li abbiamo tagliati completamente. Ma è bello così perché la gente cambia negli anni e questo è la cosa bella, che si cambia e si cresce.
Lex, avete vissuto anche dei problemi proprio di emarginazione o di razzismo nel percorso scolastico o anche con altri bambini nel corso di questi 25 anni qui? Beh, diciamo che le difficoltà comunque ci sono state, però come ha detto anche bene mio fratello, alcune amicizie si sono anche rafforzate, nel senso abbiamo comunque continuato ad averle e invece altre abbiamo proprio tagliato dei ponti proprio, però alla fine si è, diciamo, piccoli, quindi non si capisce, quindi ovviamente noi diversi magari da loro, ecco, magari anche il colore della pelle, però comunque sì, eravamo piccoli alle elementari, quindi... Puoi tenere, scusami, un po' il microfono, entrambi il microfono un po' più in alto, perfetto. Beh, possiamo parlare di episodi comunque isolati? Isolati? No. Quindi ce ne sono stati di episodi? Sì. Ram? Sì, beh, ce ne sono stati anche, anche da grande, anche perché allora... Io faccio un lavoro che giro abbastanza e incontro tante persone e diciamo che al primo impatto sono il solito straniero che mai viene a rubare il lavoro, ecco. Però poi sento che parlano dialetto, io parlo dialetto e poi dicono ah, sei dei nostri e allora cambia la musica. Però comunque noi cerchiamo di mostrare quello che siamo per le azioni che facciamo, comunque come ci comportiamo, l'educazione, tutto, quindi la gente capisce che non, cioè, siamo gente a posto, non è che... Adesso siete grandi, lo affrontate anche sorridendo, sì. E spiazzando poi le persone che meritano di essere spiazzate. Ma da piccoli ne avete sofferto? E poi chiederò anche a mamma e papà come hanno vissuto questi momenti. Beh sì, come tutti, noi piccolini non capivamo mai magari come che ci isolavano, cose, però abbiamo cominciato a capire, la mamma comunque ci spiegava a modo suo le cose, ecco. E quindi dai, siamo cresciuti bene comunque. Sandra, l'avevate messo in conto probabilmente, perché poi le persone ignoranti ci sono e lo sappiamo che purtroppo succede, ci sono anche tante persone intelligenti che poi sanno accogliere nel modo giusto. Voi come lo vivevate come genitori? Ma io ho sempre spiegato ai miei figli, tipo come una favola, con l'indifferenza, lasciateli dire, cioè, però vedevo loro delle volte mi guardavano perché magari li chiamavano negri, mi guardavano me e io dicevo, ma perché lui mi diceva, Ramo un giorno mi ha detto, ma c'è differenza dell'Africa in India? E io ho detto, no amore, sì, forse una, che l'Africa si trova in una parte e l'India da un'altra, ma perché? Perché lui mi ha spiegato questo motivo del negro, ma va là, io dicevo, dai amore, che magari fossi io abbronzata come te, cioè... Cercava sempre di sminuire la cosa. Sì, e poi gli dicevo, digli che tu hai un nome, che ti chiami Rama, e cercavo di essere più leggera nelle cose, non trasmettere odio, perché sennò non era più finito. Odio porta odio, non va bene. Il microfono, prego. Niente, non ti preoccupare. Cerchiamo sempre di evitare le discussioni con gente, come si dice, cioè... di litigare o di, come diceva il papà, odio porta odio. Ma non sono tutte così, ce n'è una rara, ma... L'ignorante parla, l'intelligente sta zitto, ecco. Adesso, crescendo, possiamo dire, la speranza è quella che sia evoluta anche la società e che ci sia meno, che siano meno questi episodi. Sì, beh, nei giovani sicuramente è cambiata la cosa, non è come una volta, la vecchia mentalità è molto più aperta, basta considerare anche differenza nord-sud, anche quello, cioè, non esiste più, anzi. Quindi la speranza è tutta riposta in voi, nelle nuove generazioni. Sì. Che ci sia un cambio, assolutamente sì, per fortuna, che possano anche poi educare al giusto comportamento anche i più grandi che si hanno in famiglia. E sono passati 25 anni, è un anniversario. Ieri?
Ieri? No, Mario, il 28 maggio. No, sì, ma è il modo di dire che sono volati. Sembra ieri, cioè, vedendo quelle immagini non vi sembra? No, sono volati. Io delle volte vorrei almeno 10 minuti averli piccoli ancora. Cioè. Tutti noi genitori vorremmo averli ancora piccoli. Questo mi sembra proprio volato il tempo. Com'è il rapporto tra di voi con Ram e Lax? Che rapporto c'è se dovesse descriverlo in poche parole? Allora, io sono il capitano, e lo dicono tutti. Ecco perché il signor Mario, quando ha ricevuto la telefonata, ha detto: io prima ne parlo con mia moglie, che non sia mai, ma come in quasi tutte le famiglie. Dicono loro. Cioè, è normale, cioè dopo vedo che loro vengono a consigliarsi tanto da me. E dopo magari li mando anche dal papà. Ma dopo. Però, insomma... Allora scorta. Sono molto insieme, che lavorano la terra a casa, si aiutano, li vedo molto complici in tutto col papà. E dopo anche con me, magari su certe cose mi chiedono qualche consiglio, ma penso sia normale come tutte le mamme, insomma. Un punto di riferimento, Lax, la mamma. Sì, è un punto di riferimento che ci confidiamo, magari chiediamo dei consigli da ambo i lati ovviamente, e saggiamente ci dicono come agire e cosa fare, e nel senso consigli sempre ottimi, ecco. Siete orgogliosi di questi ragazzi? Mamma mia. Sì. E ringrazio che loro siano orgogliosi di averci fatto questa sorpresa, perché per me era tutto... Il destino in qualche modo ha fatto unire le vostre strade, è questo che possiamo dire dopo 25 anni. Io ringrazio, io sono credente, ringrazio Dio finché gli occhi miei si chiuderanno. Lo ringrazierò sempre. Per quella telefonata Mamma mia. che è riuscito a prendere Mario. E ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato in questo cammino, che ne abbiamo trovato tantissime di brave, di buone proprio. Io torno alla domanda che avevamo in qualche modo anticipato, a questo bisogno che spesse volte i ragazzi adottati sentono di riscoprire le proprie origini. Intanto vi chiedo se siete mai tornati in India, anche semplicemente per un viaggio di piacere. No, non siamo mai tornati. Allora, ci piacerebbe andare a visitare l'India e a vedere com'è, sì, com'è fatta, ecco. Però la famiglia ce l'abbiamo qui, i genitori sono loro, i nostri genitori, ci hanno cresciuto come meglio potevano e siamo qui appunto. Non avete bisogno di altro, insomma. Non abbiamo bisogno di altro. Ma non è che io li costringo, perché Sono lì. sempre la strada è aperta, cioè io ho detto Anzi, fate quello che volete. Anzi, se dicono di andare vado anche io. Ci hanno sempre Rifaccio detto, il giro di nuovo. Se volete andare vi paghiamo anche il viaggio, andate pure, è giusto che andate, e sapete che avete due mamme, due papà. Infatti ho sempre detto, Però... avete due mamme, una di pancia e una di cuore. Esatto. C'è sempre una differenza, però c'è il genitore che ti mette al mondo, mamma e papà sono quelli che ti crescono e sono qua, quindi è inutile andare a cercare cose. Lo si dice, non è chi ti mette al mondo, esatto, ma è chi ti cresce, che ti dà un'educazione, esatto, non solo chi ti veste, ti dà da mangiare, ma chi ti segue, ti ascolta, quello che raccontavate prima, la mamma è il punto di riferimento, mamma e papà è il punto di riferimento quando c'è qualcosa, sì. Questo sono i genitori e lo avete detto benissimo, nonostante appunto voi non abbiate mai precluso loro questa possibilità, perché la curiosità può esserci, certo, soprattutto crescendo, di capire, però voi li avreste accompagnati, certo, non li avreste mai ostacolati in questo. Io ho detto i documenti sono messi via quando volete, però aspettatevi, cioè, qualsiasi cosa. Cioè, li ho preparati in tutto, Però andate, io gli ho detto andate, cercate se volete. Io sono orgogliosa che dicono che noi siamo i genitori, cioè io sono contentissima. Dopo è una sua decisione, è una loro decisione. Che eccoli qui, li vediamo correre nelle foto da piccoli, adesso li vediamo cresciuti, due uomini, e
Cosa si prova vedendo queste foto, Sandra, e poi girando la testa e vedendo adesso questi due uomini? Mi sembra strano averli avuti già piccoli così, perché li trovo già grandi, cioè proprio è volato il tempo, cioè... Mario, quando sente le parole dei suoi figli, voi siete orgogliosi di loro, ma anche loro sono orgogliosi di avervi come mamma e papà. È bellissima questa cosa, è bellissima. Dai, ce la fa! No. Non ce la fa, Mario! Non ce la fa, racconta. Sono non contento di più. Sempre quel destino che vi ha portati sulla stessa strada. Cioè il bene che vogliamo questi ragazzi, cioè non lo so neppure come chiamarlo. È un bene che una mamma e un papà provano a tutti gli effetti, perché l'adozione, il fatto che siano stati adottati non significa nulla. Sono vostri figli al 100%. Ma proprio, guarda, no, è un bene così grande che non so se sia anche normale. Cioè. È normale. No, è il bene che si prova nei confronti di... Ma dopo loro sono così, no perché sono i miei figli, si fanno voler bene anche dalle altre persone, dai nonni, dalle nonne, dai cugini, cioè proprio hanno anche un carattere bellissimo. Beh, è anche merito vostro sicuramente, il carattere poi... Ma siete simili come carattere, o se vi doveste descrivere come vi descrivereste? No, sono diversi. È il nonno. È il nonno questo? Sì, è il papà di mio papà. Sì. Beh, siamo diversi come carattere. Però... Tu come sei? Io sono un tipo serio, intanto. E intanto ha già detto che il fratello... Adesso ti darò replica, diritto di replica anche a te. Starebbe bene in politica, Ramo. Mai dire mai. Mai dire mai. Un tipo serio, sì, diciamo che peso le parole che dico. Prima di sbilanciarmi con qualcuno cerco di pesare anche l'altra persona che ho davanti. Sì, sono un po' così riflessivo, ecco. Però quando c'è da dare una mano, qualcuno ha bisogno, siamo sempre pronti, anche se dobbiamo sacrificare qualcosa, ma ci è stato insegnato così, che va prima la famiglia e poi tutto il resto. Quindi se c'è un problema con mio fratello non serve neanche che mi dice ci sono, c'è un problema a casa, ci siamo tutti e due, non servono neanche che chiamo. E tu come sei allora? Se lui è serio, tu sarai il più... Assomiglia a me lui assomiglia a me. Il più estroverso della famiglia. Allora, io sono una persona sicuramente molto, molto alla mano, simpatica sicuramente, però... Il fratello sta dicendo anch'io però, cioè adesso mettiamo i puntini su lei, giustamente. Sempre col sorriso, ok? Però che si concentra molto, soprattutto quando si tratta magari di lavorare o di tirarsi sulle maniche, non mi tiro mai indietro, do sempre il 100%, ecco. Sì. Sono molto sensibili, sì, tutti e due, sì. Questi sì, molto sensibili. Ma se magari lui magari ha magari sta male, magari mal di testa o magari non so, io comunque sento qualcosa perché comunque siamo fratelli gemelli. Quindi questa cosa qui che l'altro... Siamo cresciuti assieme. C'è qua un problema, soffro, magari non glielo dico, ma ovviamente sono per le mie, perché c'è il problema suo. Sì. Di riflesso sentite se l'uno e l'altro ha un problema. E ci intendiamo subito. Sì, non serve tante parole. Siete fidanzati? Sì. Io e lui no. Ho 2 bambine io. Allora, sì. Nel vostro futuro vedete una famiglia? Sì. Pensa che nipotini. Pensa che nipotini, ha detto la futura nonna. Sì, sono 2 bellissimi ragazze, quindi sicuramente avranno dei nipotini meravigliosi, voi sarete dei nonni meravigliosi che potranno allargare ulteriormente questo grande amore e questo grande gesto di altruismo, perché adottare è probabilmente, non diciamo sicuramente,
più Ti fa serve crescere, una riflessione ti più, fa crescere tantissimo. forse più che avere un figlio naturale, è sicuramente un gesto, perché poi non si sa che cosa dall'altra parte ci aspetta, che difficoltà magari questi bambini e anche magari il loro passato se può aver in qualche modo influenzato, e quindi è una... Dopo dipende dall'età del bambino, cioè loro erano piccoli, dunque la loro vita è iniziata con voi. Noi. Dopo del resto noi non sappiamo che cosa era successo. Neanche non voglio saperlo. Certo. Saranno loro se vogliono saperlo e tutto. Riso, salsa piccante, quindi... Il microfono? No, dai, dai. Quando eravamo piccoli mangiavamo riso e salsa piccante, e poi quando siamo tornati qui in Da Italia... piccoli? Quando siamo arrivati qui in Italia mi avevano detto no, basta riso e salsa piccante. No, non lo volevi più te dopo. Faceva i suoi frullati perché facevamo fatica a mangiare, ecco. Quindi frullava tutto pur di farci mangiare qualsiasi cosa. Sì, la carne era... tutto. Quindi questo è stato un po' quello del cibo, è stato un piccolo... All'inizio è stata un po' dura, dopo pian pianino loro hanno capito i gusti e dopo è partita... E poi adesso siamo a pane e salame, ecco. Veneti, veraci. Sì, adesso devono stare un po' anche indietro, sinceramente. È la mamma che ci guarda queste cose. Io vorrei chiudere rivedendo magari le immagini del primo incontro, da dove tutto è iniziato, quel primo incontro 25 anni fa in orfanatrofio in India, questo primo abbraccio che rimane sentiamo un po' anche brutta sentirmi piangere così. Un bambino quando viene al mondo piange. Loro in qualche modo in quel giorno sono venuti al mondo una seconda volta nelle vostre braccia. Il pianto ci sta dei bambini che all'improvviso si trovano tra le braccia di due sconosciuti, perché adesso c'è la possibilità magari di comunicare in una videochiamata via Skype. Conosco insomma delle persone che hanno affrontato il percorso dell'adozione e che oltre alle foto hanno potuto comunicare, quindi in qualche modo conoscersi. E siete riusciti a telefonare, a parlare con loro prima dell'incontro? Ah no, mai. Questo non lo fanno qui in India, no. Quindi non c'era mai stato, voi li avevate conosciuti tramite le foto? Esatto. Loro avevano delle vostre foto? No, niente. Per cui è stato un primo impatto, quindi ma quel giorno là, il giorno dopo già si aggrappavano a noi, non volevano più le altre persone. Però quel giorno là, il primo giorno, io ero strano per loro. Sì, perché non erano abituati tanto alla figura maschile. C'erano solo delle donne, Esatto. quindi chiaramente... La mattina seguente la medaglia si è proprio girata completamente. Aggrappati a noi, non volevano più sapere degli altri, proprio... Io credo che sia valsa la pena stravolgere un po' quella che è la nostra abituale posizione qui. Io ringrazio nuovamente Alessandro Granziere, Mattia Pizzai e i miei registi per avermi aiutata a realizzare questo spazio, ma ne valeva la pena, supportati dalle immagini di 25 anni fa, ma supportati soprattutto dal racconto emozionante di Sandra, Mario, Ram e Lax, che ci avete fatto entrare. Speriamo di averlo fatto in modo delicato nella vostra storia, nella vostra famiglia. Io vi ringrazio davvero tantissimo per aver condiviso con noi questi 25 anni di vita. Aspettiamo i 50? Aspettiamo i 50 assolutamente, saremo qui pronti e manderemo in onda le immagini d'epoca fatte oggi nel 2023, perché saranno d'epoca tra 50 anni. Ma, insomma è un percorso che è stato bello condividere con voi. Ed è stato un bel messaggio che voi avete lanciato e che i vostri figli hanno lanciato, dicendo loro sono i nostri genitori e così è. Io vi auguro davvero di fare una vostra famiglia e mi auguro davvero che non incontriate più l'ignoranza di cui ci avete raccontato, ma che ci sia sempre più apertura, condivisione e amore, perché voi oggi ci avete portato tanto amore in questo studio. Grazie davvero. Noi siamo in chiusura, grazie per averci seguito e grazie ancora ad Alessandra e a Mattia per avermi aiutata in questo spazio. Buona domenica, naturalmente 19:30 torneremo con tutte le notizie della giornata. Ora le previsioni del tempo, buon pomeriggio.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Cede l'anticiclone, la stabilità lascerà posto ad un peggioramento del tempo a causa di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 30 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una crescente variabilità. Al mattino avremo ampi spazi soleggiati, a seguire sarà più nuvoloso e non si escludono delle precipitazioni sparse e a carattere intermittente. Temperature stazionarie, minime tra 9 e 13 gradi, massime invece tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole inizialmente, con il passare delle ore più nubi e non sono escluse delle piogge un po' dappertutto sulla nostra regione. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sole e nubi con locali piogge anche in questo caso nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.